Non è stato facile salire sui ponteggi fin quassù, ci troviamo alla fine del piano nobile di Carezzonico, il bellissimo palazzo sul Canal Grande costruito dal Massari e dal Longhena alla fine del Seicento. I lavori di restauro della facciata del Museo del Settecento veneziano sono stati praticamente ultimati, un'altra sfida vinta da Fondaco per restituire alla città alcuni dei suoi gioielli più preziosi. Una grandissima soddisfazione che si è raggiunta con i tempi prefissati, con una bellissima collaborazione, ci tengo a sottolinearlo, da parte del Comune di Venezia e della Sovrintendenza di Venezia. Sponsor dell'intera operazione, l'azienda Ripley, che ha scelto di non rivelare la somma stanziata per il restauro e si è avvalsa dell'esperienza della Lares, una squadra di restauratrici che hanno lavorato qui tutto l'inverno, con neve e pioggia. Un lavoro di grande pazienza? Tantissima, in particolare questo è stato veramente molto impegnativo sia per il complesso architettonico, che è sicuramente molto ricco e quindi molto impegnativo dal punto di vista lavorativo. Sarà una grande soddisfazione? Moltissima. Non solo pulitura, ma la messa in sicurezza di un ricchissimo apparato decorativo. Perché passiamo dal piano terra, che è fatto di un bugnato, proprio per dare l'idea della robustezza di questo palazzo, che è ornata da dei mascheroni molto importanti di persone molto robuste, e si passa al primo piano nobile, dove ci sono dei putti che evidenziano appunto delle testimonianze allegoriche e dell'intelletto, come la musica, la guerra, l'ingegno e l'arte, per poi passare al secondo piano nobile, dove ci sono altre bellissime testimonianze che sono state, sembra, realizzate da Giusto Lecoultre. Ancora pochi giorni dunque si potrà ammirare la facciata Libra dei ponteggi, ma fino a maggio c'è la possibilità, per chi lo desidera, di salire qui sulle impalcature per una speciale visita guidata.